Noi invece voltiamo pagina, abbiamo detto, oggi è la giornata della memoria, ci sono molte iniziative anche in Sardegna, tra le altre un seminario di formazione per i docenti delle scuole al quale parteciperanno esperti dello Yad Vashem di Gerusalemme presso l'aula magna del liceo Eleonora d'Arborea di Cagliari. L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Memoriale Sardo della Shoah in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, la Società Dante Alighieri, il liceo Dettori ed Eleonora d'Arborea che ospita l'evento. Ce ne parla Stefano Fumagalli. Non è un compito facile spiegare ai dei ragazzi perché 80 anni fa una parte del mondo abbia deciso di portare avanti lo sterminio sistematico del popolo ebraico, perché si sia deciso di uccidere 6 milioni di persone con un'organizzazione sistematica, studiata per uccidere nel modo più efficace. All'epoca quella follia aveva dei volti, dei nomi, strisciava sotto forma di volantini di propaganda, di odio trasformato in lucida scienza del terrore, un'epoca torbida che oltre ad essere ricordata va compresa fino in fondo usando tutti gli strumenti possibili. È questo l'approccio dello Yad Vashem, l'ente nazionale per la memoria della Shoah di Gerusalemme, che sarà presente con un suo rappresentante a Cagliari al primo seminario di formazione per i docenti delle scuole al liceo Eleonora d'Arborea, organizzato dall'Associazione Memoriale Sardo della Shoah. Una intera giornata di seminari, conferenze e workshop all'interno della quale verranno formati molti insegnanti ed educatori sardi. L'approccio didattico dello Yad Vashem predilige anzitutto una didattica della Shoah e la possibilità soprattutto di insegnare la Shoah nei diversi livelli scolastici, privilegiando anche la multidisciplinarietà e non soltanto quindi la storia e la letteratura, ma anche altri strumenti come il teatro, il cinema e così via. Gli orrori dell'Olocausto non avevano risparmiato la Sardegna, che ha pagato un caro prezzo. La legislazione antiebraica fascista del 1938 ha colpito anche qui nell'isola. Precisamente esistevano all'epoca una quindicina o ventina di famiglie che sono state colpite e discriminate dalla legislazione antiebraica del 1938. L'incontro inizierà alle 9. Per i dettagli sulla partecipazione si può consultare il sito memorialedellashoah.it.